Sapere è potere. Sembra una grandissima banalità, ma io vorrei sapere come funziona. Perché lo ha detto Francesca benissimo, ma lo posso ripercorrere in tutti i discorsi che ho sentito oggi e anche nell'algebra, che mi è costata un paio di neuroni che mi hanno lasciato, ma ci ho provato. Ebbene, il motivo per cui mi sono interessata a questo tema è una questione di giustizia sociale. Francesca l'ha detto molto bene e io lo riporto. L'idea è che c'è un capitale umano che va sprecato. La mia domanda è come recuperare quel capitale umano dallo spreco. E lo faccio usando gli strumenti del diritto del lavoro e li cerco qua e là. Che cosa ho fatto? Ho provato a leggere le tecniche con cui si protegge il capitale umano, le persone, nel mondo del lavoro, che è un mercato feroce. Perché è feroce? Perché è l'unico caso in cui si vende un bene, cioè la propria capacità di lavorare, e quel bene non può essere staccato dalla persona. Per cui io vengo a lavorare e porto tutta me stessa. Me ne vado a casa e ho lasciato che cosa? Il mio tempo, e mi porto a casa le preoccupazioni, i pensieri, e devo metterli tutti insieme. Allora, di solito la tecnica che si è provata a usare per proteggere lavoratrici, capitale umano, e lavoratori, capitale umano pure loro, la tecnica è stata provare a mettere una rigida separazione. Quella che abbiamo chiamato la protezione dei lavoratori con la riservatezza. Il datore non deve saperne niente dei loro problemi personali, non deve saper nulla delle loro condizioni personali. Un grande muro. Ma questo è finto. Ce l'ha detto la collega benissimo oggi. Tutto quello che siamo passa continuamente nella nostra comunicazione e basta googlarmi per un secondo per sapere moltissimo di me. E la collega, che è brava, non googola, lei va sotto, scava e trova non le informazioni che io ho consegnato alla rete, trova quello che io sono, perché quel giorno ho fatto quell'attività sportiva, poca, ho mangiato mandorle, tante, e le ho mangiate, purtroppo, ho capito oggi, troppo lentamente. Ma cambierò. E allora mi sono detta che nel mondo di oggi, quel mondo delle tecnologie di cui mi occupo da qualche tempo, la riservatezza, la protezione della privacy, chiamatela come volete, funziona poco. Un po' perché noi consegniamo tanto alla rete, un po' perché c'è una condivisione di informazioni che non c'è mai stata nella società prima di oggi. E allora mi sono detta, dobbiamo cambiare. E ho pensato, e tanti testi di legge che sono poi il mio materiale di lavoro, i miei mattoncini, vanno in questa direzione e mi dicono che è nella trasparenza che potremo trovare nuovi strumenti per proteggere le persone. E qui il mio omaggio a Marica è l'idea che la trasparenza è una questione della fisica ed è, me lo sono scritto, una proprietà che permette alla luce di passare attraverso un materiale, spero sia abbastanza corretto, e che vi dia l'idea che la trasparenza mi permette di vedere oltre. Cosa c'è da vedere oltre? Che cosa c'è da sapere? C'è da sapere come sono le reali condizioni di un mercato, c'è da sapere come posso negoziare, c'è da condividere informazioni perché ci sia quella giustizia sociale che permette un mondo un po', diremmo in modo idealistico, utopistico, giusto, ma in termini molto più concreti diremmo un mercato che funziona meglio. E il fatto che il mercato funzioni meglio è un interesse di tutte e di tutti. Di che mercato parlo? Del mercato del lavoro, dove abbiamo grandi difficoltà, le abbiamo esplorate plurimamente, e dove ci interroghiamo continuamente su come condividere i dati, le informazioni in una misura possibile, sostenibile. Perché che cosa ho visto in questa mia ricerca sulla trasparenza? Che oggi c'è così tanta luce da non permetterci di vedere bene.
I dati sono tanti, la rete è piena di informazioni, chi sa scavare trova e chi sa scavare ha il potere. E non sono i lavoratori e non sono le lavoratrici. Il potere da cui deriva, il sapere da cui deriva il potere è oggi ancora collocato dalla parte forte, dalla parte dei datori di lavoro, ma anche dalla parte delle pubbliche amministrazioni, che fanno un po' finta di essere case di vetro, e l'espressione è di un famoso politico, Turati, del 1908, quindi vecchia un po'. Ebbene, quella tanta luce ci abbaglia. Allora, se sapere è potere, se i dati in circolo sono tanti, se tutta quella luce ci abbaglia, che cosa possiamo fare per sapere veramente? Beh, gli strumenti ci sono. L'idea è avere una trasparenza che sia accessibile, una trasparenza che non sia solo buttare tante informazioni, ma obbligare i datori e le pubbliche amministrazioni a selezionarli. La legge sta facendo questo, io cerco di fare la mia parte.